siamo giunti qui, diciamo, per caso, che è la cosa più bella che possa succedere. Quel per caso siamo riusciti a entrare qui a San Zenone e mettere insieme un motor show che è trasformare San Zenone in una città del sorriso per un giorno. Abbiamo pensato di lasciare un forte messaggio e un'emozione che gli rimanga dentro, che è quella di conferire un attestato di buon navigatore. Per oggi tutti i nostri ospiti delle varie associazioni, tra le quali Valorgana, Vita e Lavoro e la Margherita, è stata quella di metterli a fianco e fare da navigatori per un giorno a dei piloti di auto da competizione. Quest'anno abbiamo fatto questa iniziativa grazie a due o tre donne. Si sono prese l'incarico di fare tutto il possibile per via di cartamenti, roba così. L'idea è nata in viaggio praticamente, perché eravamo in macchina, io e lei ed Elisabetta, che in questo momento non c'è, e è nata stavamo andando a divertirci e quindi abbiamo ben pensato di organizzare qualcosa per regalare un sorriso e far divertire gli altri. Esatto. Sono Giuseppe Citton, sono consigliere del reparto datori di sangue di Bassano e oggi sono qui come rappresentante del nostro presidente Erika Astuni, che non ha potuto essere qui per l'accavallarsi di altri impegni istituzionali. Che dire, non possiamo che essere orgogliosi come consiglio che un nostro gruppo, il gruppo di San Zenone, abbia avuto questa bella idea di portare avanti questa iniziativa che unisce il dono alla solidarietà, e quindi un grazie a loro, e questo va a loro, fa merito e dedizione. Davvero una grande manifestazione quella che si svolge qui oggi in Piazza Rovero, portata avanti dai nostri donatori di sangue in collaborazione con tantissime altre associazioni. Una manifestazione per portare un sorriso a delle persone speciali che oggi ci hanno portato tra l'altro una bellissima giornata di sole. Un grazie di cuore davvero ai nostri volontari che si sono prodigati per l'organizzazione di questa grande manifestazione oggi qui a San Zenone. Da questo punto di vista mi sento di ringraziare gli organizzatori perché hanno fatto sicuramente uno sforzo, visto le dimensioni dell'evento, e ovviamente credo che portare un sorriso alle persone tra virgolette svantaggiate in un certo qual senso effettivamente credo vada sicuramente premiato, e per cui un grazie veramente di cuore a quanti si sono adoperati per la realizzazione di questo evento.
ringraziamento del comitato organizzatore va sicuramente anche alla compagnia Carabinieri di Castelfranco, che si è resa disponibile a portare 2 mezzi più naturalmente gli operatori. Ecco qui, queste sono alla fine le prove che vengono fatte per dimostrare ai ragazzi, ai nostri ospiti, e abbattere quelle che sono le barriere con le forze dell'ordine. E mi viene da dire viva i carabinieri tra la gente. Allora, le attività di questa giornata è per regalare un giorno diverso anche alle persone diversamente abili. Diciamo che regaliamo a loro questa emozione sperando di riuscire a soddisfare una giornata diversa anche a loro. Oltretutto noi siamo sempre presenti come alpini, donatori di sangue, in queste attività, perché crediamo in quello che può essere per il sociale sia una cosa utile. Beh, della giornata è appunto quella di pubblicizzare, ecco, per i donatori e sì, appunto incentivare che si decidano, che superino magari questa paura, vado a donare. È bello, ecco, appunto informare e informarsi, insomma, perché appunto di sangue c'è sempre bisogno, perché il sangue non si fabbrica ma si dona.